perché qui sto bene, mi sento a casa. Però, dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra. E allora, cari nottamboli, vorrei parlarne con voi, conoscere la vostra opinione. Ogni venerdì dalle 21 a mezzanotte su RPL, la tua radio, con London Calling. Vi aspetto. Stay tuned. Dal 1° ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19. La preoccupazione è quella che loro ci stiano convincendoci, stiano impossessandosi del nostro stile di vita. Cioè loro lavorano sul nostro stile di vita. Il CEO Capitalism lavora non sulla vita, ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà proprio perché è vissuto nel dopoguerra, quando avevamo finalmente riconquistato la libertà. Adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso. Gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza gli occhi al cielo. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19. Va ora in onda Lingue e Dialetti. Ascoltate Giovanni Polli e la sua trasmissione Lingue e Dialetti da 20 anni, antagonista allo sradicamento culturale e alla glottofobia. Ascoltate Giovanni Polli per sempre. Ma guardate, proprio il tempo di chiedermi quando finirà la tournée di Fulvia Consuelo all'estero, diciamo. E poi ci siamo sentiti, Fulvia e io, e praticamente a fine ottobre dovrebbe rientrare, per cui assolutamente, io l'ho detto, appena rientri devi passare in trasmissione e mi devi ricantare la sigla, perché non sono più 20 anni, ormai sono 24. Siamo 24 anni, da 24 anni antagonisti allo sradicamento, alla globalizzazione culturale e alla glottofobia, e siamo ancora qua. Buongiorno, anzi buonasera si può dire da John Polli, e buonasera da Giovanni Polli naturalmente. Queste Lingue e Dialetti, trasmissione ricordato un attimo fa, antagonista dello sradicamento e della glottofobia, e abbiamo ripreso la diretta dopo la pausa estiva consueta e abbiamo iniziato questa 25esima stagione, ma sì, sarà l'anno in cui continueremo a, perdonatemi il francesismo, a tirarcela un pochettino, perché non è da tutti, credo, arrivare a un traguardo di questo genere. E poi sempre bellissimo, proprio come il primo giorno, vedere, al di là, non c'è più il vetro, ma al di là di questo spazio, Giulio Cesare Carnelli, questa sera alla parte tecnica, che saluto e ringrazio anche per essere un redattore di Lingue e Dialetti, non soltanto regista, proprio perché ci segue, mi segue e ci si segue sin dal numero 0, si può proprio dire che si stia lavorando insieme molto bene. Allora, io vorrei iniziare questa sera in musica perché non sarà sicuramente sfuggito che un certo signore, che anche lui è un bel po' di tempo che seguiamo, e parliamo di Davide Van der Sfroos, ha un certo genere di visibilità e finalmente
era ora, si può proprio dire, vabbè, sì, è chiaro, c'è stato Sanremo 2011, ci sono state le tournée in tutta Italia, acclamate, sono 25 anni che assolutamente conosciuto e conosciutissimo, ma adesso diciamo che sta sfondando finalmente anche questa barriera dei grandi mezzi di informazione. L'ho visto l'altra sera intervistato su Rai News 24 e mi ha fatto un piacere immenso, enorme. Quindi una grande produzione discografica, il suo ultimo long playing, mi viene da dire, credo che ci sia anche il vinile e sarà sicuramente il formato che io mi acquisterò, e questa produzione discografica enorme con una perla, la partecipazione di Zucchero. Pensate un po', è riuscito a far cantare Zucchero nella lingua emiliana, quindi credo che sia un dato, per fortuna, che va nella tendenza giusta, quella auspicata da me in tutti questi anni e da noi naturalmente che facciamo insieme questa trasmissione, e quindi io direi a questo punto di ascoltarlo. Io so che Davide ha collegato questo suo brano che ha nel cassetto, questo lo raccontava l'altra sera, nel cassetto da un po', l'ha collegato a quello che è successo durante il lockdown, durante il Covid. È una sorta di preghiera. È bellissimo anche il video, dove c'è, bel video chiaramente questo non ve lo posso far vedere perché ancorché siamo ormai un po' ibridati, però non è una vera e propria televisione, siamo sempre in radio, quindi il video ve lo andate a cercare voi, è disponibilissimo su YouTube, un video dove c'è Mauro Corona che da par suo partecipa e dà l'anima giusta anche secondo me a questo brano. O Lord Vardagio con Zucchero, Davide Van der Sfros.
Oh Lord, guarda Gio, ma un bellissimo brano che sa molto di spiritual, e io poi intanto che voi ve lo ascoltavate mi stavo riguardando Mauro Corona, splendido, veramente splendido, e questa necessità di ritornare in contatto con la terra, con la spiritualità e con tutto quello che potrebbe magari darci anche un nuovo slancio, un nuovo spunto. Ne abbiamo bisogno ciascuno per la propria battaglia, può essere una battaglia personale, può essere una battaglia sociale, può essere una battaglia per i diritti, può essere una battaglia per i diritti linguistici e naturalmente lingue e dialetti. Questa battaglia la combatte da sempre. Ritorniamo con i piedi per terra, perché questo brano ci ha veramente portato un attimo a volare, e ritornando con i piedi per terra, ben piantati nella terra che ospita questa emittente e me in questo momento che vi sto parlando, quindi parliamo di Milano, c'è un'amica che dopo la pausa delle vacanze non abbiamo ancora riascoltato, ma un'amica, anche lei artista, anche lei cantante, anche lei ha dato tantissimo alla sua terra, ha dato tantissimo alla poesia, chiaro, lo stile è diverso, ma il personaggio è diverso, e assolutamente adorabile. Lia Moretti, ciao Lia! Ah, ma perché mi fai piangere? Dai, Ma no, mi vabbè. commuovi, perché di quelle belle cose che hai Guarda, detto. io faccio piangere per tanti motivi, ma te vorrei farti ridere, scusa. Sì, ma piango di commozione e di gioia. Ascolta, Juan, Dimmi tutto. tentavo di parlarti nella mia lingua, il milanese, ma Sì. non lo parlo mai, ma però ci provo. Vorrei dire Mm. che Van der Stroff, no, è stato ospite. No, vede che sono buona, no, dai. No, parla milanese per Ma piacere. se no, se sono buona parli mai, se non Pazienza, parli più. pazienza. No, ti parlati in dammi milanese. provi, perché parli più con nessuno, sono sempre stare adesso in casa. Adesso cederei a parlare con me e Sì, ti parla il appunto, milanese. allora io tento. Davide Van der Stroff, Sì. che venne, dai, non riesci, no, sono troppo stracca, ospite al Teatro Nazionale con il Festival della Canzone Milanese. Sì. Ha un bel ricordo e una bella dedica. Quindi mi ha fatto piacere di sentire di sta roba. Ecco, Insomma. te vedo che baisci un po' a parlare in milanese, Ma signor. no, fai bene. Cioè, se non lo parli tu milanese, scusami, è tu che hai se lo cantato le canzoni milanesi più d'amore, più romantiche che ci potessero essere, le hai anche Grazie. scritte. Ma Scusa, vedi- Scusa, Vai. quanto interrompere perché sennò mi sventichi quel che gudi dopo. Mi viene più se spontanei a scrivi in milanese che a parlare. No, perché vabbè, però che lui del cœur, perché i nonni, tu senti milanese della mia famiglia, parlavano in milanese, e allora mi resta più in del cœur che in della lingua, guarda come sono brava. Senti, stai parlando benissimo, potresti tenere... piano. Ascolta, Juan, Dimmi. mi verinotti era via dell'altro tempo e altre persone, e quindi ti brasci su, poi la tua villa di Zagotta. No, tranquilla, io sono No, free ti- as a bird, come dicevano. No, tu c'è che vedi, guarda che la Lia Moretti oramai, insomma, ha una certa età. La Lia insomma. Moretti, che è una peperina, è una gran bella donna, e quindi c'è poco da dire, eh? Grazie, dai, lascia Eh. stare. Allora, metti i bracci su te, anche la tua mia, naturalmente, tutta la tua famiglia, la regia, i miei registi, i miei ragazzi, quelli che sono lì, i messieurs, che vorrei bene a tutti, e a tutta la gente che ascolta. Ecco, adesso ascolti anche a me, eh? Un Grazie, grande Lia. bacione a tutti. Un bacione a te, Lia, un bacione a te, e grazie naturalmente per questo saluto. E sì, ci dovevamo risentire assolutamente in diretta. E parliamo di musica, perché c'è una cosa che ho letto adesso, stasera, posso dire, e mi ha fatto molto, molto, molto piacere, perché c'è un amico che viene dalla Sicilia, e abbiamo avuto ospite, pensate un po', nel 2000, adesso vado a braccio, 2009, perché era esattamente il decennale della scomparsa di Fabrizio De André. E ricordo che per il decennale ebbi degli ospiti di altissimo livello, da Vittorio Descalzi, al quale Vittorio Descalzi, collaboratore di Fabrizio De André, ma soprattutto anima dei New Trolls. E fu lui
qui anche a raccontare questa amicizia con Fabrizio De André e la collaborazione. E un grosso abbraccio a Vittorio Descalzi che insomma deve riprendersi, insomma è stato un brutto periodo un po' per tutti e Vittorio assolutamente è una colonna portante della musica che ci piace, è una colonna portante anche dei territori. Il suo disco Mandilli in lingua ligure di genovese è stato veramente un capolavoro, con una produzione anche su un brano proprio di Mauro Pagani, per cui produttore di Creuse de Ma di Fabrizio De André. Quindi c'era stato Vittorio Descalzi, Massimo Bubola, che con Fabrizio De André ha scritto l'album del 77, esatto, sì, 77, se la mia memoria non mi tradisce, quello con Rimini, insomma, è il coautore di Rimini. E poi ancora mi ricordo che in quell'edizione del decennale, in quella trasmissione del decennale, poi ci fu chiaramente Dori Ghezzi, che è persona squisita, è la moglie di Fabrizio De André, che parlò addirittura in milanese proprio qui da questi microfoni, e io ho questo ricordo veramente di un'anima splendida, meravigliosa. E poi dalla Sicilia, cito, visto che gli sto citando tutti, almeno quelli che ricordo, quelli che la mia età non più di virgulto magari mi fa dimenticare, mi scuso in anticipo, ma ricordo anche Maurizio Martinotti, che con la Ciapparussa scrisse la versione piemontese di Volta la carta, che era Vira la carta, che noi per tantissimi anni abbiamo trasmesso qui proprio senza mai fermarci, addirittura come sigla. E dalla Sicilia io ricordo sempre questo grandissimo amico che poi ho incontrato anche di persona in quel di Marsala, in quel di Mazzara, a essere precisi. Parlo di Francesco Giunta. Nel 2009 mi aveva dato dei file, dei brani con la sua traduzione della Buona Novella, in alcuni brani della Buona Novella, che è stato uno degli album più particolari di Fabrizio De André, la traduzione in musica e in poesia dei Vangeli apocrifi, quindi questa versione della vita e di alcuni momenti della vita di Gesù Cristo attraverso non i Vangeli ufficiali della Chiesa Cattolica, ma attraverso altre fonti storiche non riconosciute dalla Chiesa, ma assolutamente degne di nota. E quello che venne fuori con la Buona Novella, album del 1970, ricordiamo essere veramente uno dei più grandi capolavori di De André. E Francesco Giunta che cosa aveva fatto? Ha tradotto in lingua siciliana proprio la Buona Novella. Adesso la Buona Novella, cioè la buona notizia, è che questo lavoro di Francesco Giunta, a quanto sembra, vede la luce. L'album, la Buona Novella, questa è una notizia che io traggo da zon.it. L'album La Buona Novella viene tradotto in dialetto siciliano, lingua per chiarità, non dialetto. Dori Ghezzi a tal proposito afferma: Fabrizio amava spesso ripetere: un uomo che perde il dialetto è come un animale che perde l'istinto. Lo ripeto, il ricordo di Dori Ghezzi, che ricordava come Fabrizio De André ricordasse che un uomo che perde il dialetto, quindi la lingua madre, la lingua del territorio, è come un animale che perde l'istinto. Una frase bellissima, e sicuramente anche questa me la metterò da parte e me la scolpirò e la sentirete ripetere molte volte. Poi questo articolo di zon.it spiega un po' la storia della Buona Novella, pubblicato nel 1970, il quarto LP di Fabrizio De André, ed è un concept album, uno dei primi concept album, non il primo in assoluto, ma un concept album sicuramente tra i primi della discografia italiana. Tutte le canzoni sono collegate infatti da un significato o da una tematica comune, che in questo caso specifico è la storia della famiglia di Gesù Cristo. E va bene, poi l'ho detto prima dei Vangeli apocrifi, e ricordo ancora questo articolo, che la produzione fu di Roberto Danè, che ricorda De André in quel periodo: e non ti dico le rime, non dovevano essere banali e mai di poco pregio, e la metrica precisa, puntuale, ma con dei buchi ogni tanto, dei punti di rilascio. Allora io, chi non avesse mai ascoltato la Buona Novella di Fabrizio De André, se lo ascolti, perché è assolutamente da ascoltare. E la Buona Novella, la buona notizia è che la Buona Novella sarà tradotta, ma anche quindi questo lavoro sarà portato a termine, perché sicuramente è iniziato già da quell'anticipo che ormai risale a 12 anni fa, che proprio qui avevamo passato con Francesco Giunta in diretta, e sarà tradotto in siciliano.
E qui l'articolo dice che il dialetto, la lingua siciliana possiede innumerevoli e particolarissime sfumature che potrebbero sicuramente conferire ai testi e alla musica una magia ed un'energia infiniti. E ricordo benissimo le Tre Madri, che era qualcosa di veramente di commovente. Ancora una volta, quando penso, e ogni tanto me la riascolto, quella traduzione in siciliano delle Tre Madri, è qualcosa che veramente prende forse ancora più della versione in italiano originale. Il progetto della traduzione è stato firmato da Francesco Giunta, poeta, cantautore, cantastorie, linguista e grande appassionato del cunto, che è l'arcaica forma di racconto in dialetto in lingua siciliana dalle antichissime origini greche, fissatesi stabilmente durante il Medioevo. È una traduzione molto distante dalla nostra vita di oggi e che Mimmo Cuticchio contribuisce a restaurare, a far rivivere. Ecco, la famiglia Cuticchio, per chi non fosse mai stato a Palermo, ve lo dico io, è forse il posto dove più potete trovare la tradizione, ma quella non quella banalizzata, ma quella vera e profonda dei pupi siciliani. Ecco, andateveli a cercare se passate da Palermo, perché è la famiglia Cuticchio, Mimmo Cuticchio in particolare, con i pupi siciliani, mantiene viva una tradizione che anche in questo caso, ai noi, l'ultima volta che sono stato in Sicilia pochi anni fa, mi hanno detto che non vive dei momenti particolarmente importanti. Ecco, mi auguro che anche l'assessorato Samonà, tra l'altro l'assessore Samonà è molto attento proprio alle tradizioni, e noi abbiamo avuto qui a parlare di Franco Battiato. Ecco, mi auguro che l'assessore Samonà, poi magari lo andremo anche a sentire proprio su questo tema, faccia qualche cosa per la tradizione dei pupi siciliani, che è qualcosa veramente di favoloso. E a questo punto vediamo però questo nuovo progetto, che evidentemente ha un'origine piuttosto di qualche anno fa. Al fianco di Francesco Giunta ci sono le voci di Cecilia Pitino, Alessandra Ristuccia, Laura Mollica, Giulia May, accompagnate al pianoforte da Beatrice Cerami e dal chitarrista Giuseppe Greco, con l'aggiunta delle narrazioni del cantautore romano Edoardo De Angelis, chiaramente uno dei pilastri della scuola cantautoriale romana, e la partecipazione della Fondazione Fabrizio De André Onlus, guidata proprio da Dori Ghezzi. E lo voglio rileggere ancora una volta quello che ha dichiarato Dori Ghezzi, riportato poi dal sito dal quale vi sto leggendo queste righe. Fabrizio amava spesso ripetere: un uomo che perde il dialetto è come un animale che perde l'istinto, e mi sarebbe piaciuto che avesse avuto la possibilità di ascoltare questo riadattamento in siciliano. L'album è una riscrittura, una rilettura che vuole prendere le mosse, o forse riprenderle, dal grande lavoro del Fabrizio dialettale, che in questo progetto passa diretto per la lezione che Pierpaolo Pasolini ci ha insegnato nel Decamerone e nei racconti di Canterbury. Un'Italia da riscoprire attraverso le sue tante lingue. Cosa devo dire? Che questa trasmissione forse è quella che più, e lo dico con presunzione ma anche con consapevolezza del fatto che sia così, ecco, che questa trasmissione forse è la più adatta a recepire questo messaggio. Quante volte abbiamo citato Pierpaolo Pasolini, quante volte abbiamo citato Fabrizio De André, quante volte abbiamo citato l'importanza di non perdere la conoscenza e l'uso delle lingue del territorio, proprio perché sono l'anima dei popoli che popolano questo territorio, che per convenzione politica si chiama Stato italiano. E quando io leggo Dori Ghezzi, che qui parlò in milanese, un'Italia da riscoprire attraverso le sue tante lingue, a questo punto ancora una volta mi conforto in questa battaglia che stiamo conducendo da diverso tempo proprio su questo fronte. Allora, fermiamoci con questa notizia e facciamo quello che si fa di solito. Poi, poco dopo la pubblicità, vi voglio presentare un collega, posso dirlo, perché da questa sera sarà un collega proprio qui ai microfoni di Radio RPL, e forse vi dirà qualche cosa. Io prima, parlandogli fuori onda, ho capito che
è sul pezzo di questa tematica della trasmissione di lingue e dialetti, anche se è una cosa un po' particolare, sarà una cosa un po' particolare. Ne parleremo, e io però quello che voglio fare in questi pochi secondi che mi separano dalla consueta interruzione di mezza trasmissione, apro il nostro, sì, perché ormai è di tutti, motore di ricerca per le notizie, scrivo la fantomatica parola che odiamo e amiamo, dialetto, e viene fuori un sacco di roba anche questa volta, anche questa settimana, ma viene sempre fuori un sacco di roba, perché si dica quello che si vuole, si dica che sono vecchi, che sono morti, che non gliene frega più niente a nessuno, che i giovani non lo parlano, non sanno nemmeno che esistano, eppure i cosiddetti dialetti sembrano comunque non essere veramente dimenticati, perché viene fuori di tutto. Il resto del Carlino, gran galà del dialetto al Teatro Don Bosco. Il resto del Carlino, adesso del Teatro Don Bosco, io mi immagino, senza nemmeno aprire l'articolo, che si tratti comunque di Bologna. Voglio credere, il resto del Carlino è il giornale di Bologna. La provincia, Soarza, le parole dialettali entrate di diritto nella tradizione popolare. Qui ci sono raccolte su raccolte, lavori di recupero prima che sia tutto perso, Dnanska fassa nöjt, come diceva un libro bellissimo piemontese di una ventina d'anni fa. E poi ancora, qui abbiamo anche il momento del cabaret, Lino Banfi che si scusa con i baresi per il dialetto storpiato. Ma santo cielo, che Lino Banfi storpi il dialetto barese, lasciamo perdere, perché di macchietta ovviamente si parlava. E mi fermo, noi ci sentiamo tra pochi secondi, linea alla regia per la consueta pausa delle ore 20. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. la tua radio. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti, avete visto che sorpresa? Sono tornata, non ne potevo più. Adesso starò con voi tutte le domeniche dalle 15 alle 17, vi aspetto in tantissimi e sono felicissima di essere tornata. Ciao a tutti e bacini, bacetti e baciotti, solo su RPL, la vostra bellissima radio. RP, come patatine, L come limoncello. E vai, ciao, a presto. Gabriella, RPL, la tua radio. Vi aspetta, non mancate. Bacini, bacetti e baciotti. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, sono Filippo Nardi, sono italo-inglese e 30 anni fa ho scelto l'Italia come mio luogo del cuore, perché qui sto bene, mi sento a casa. Però, dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra. E allora, cari nottamboli, vorrei parlarne con voi, conoscere la vostra opinione. Ogni venerdì dalle 21 a mezzanotte su RPL, la tua radio, con London Calling. Vi aspetto, stay tuned. Dal 1° ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio. E questa è di nuovo la diretta, questo è sempre Giovanni Polli, queste è sempre Lingue e Dialetti e invece non sono da solo stavolta perché abbiamo un collega, io dicevo prima ti ho chiamato collega perché stasera finisco io e incominci tu. Esatto, io sono già qui da 3-4 ore perché ho anche l'appalto per le pulizie, quindi bravissimo. ho passato l'aspirapolvere, sai, bisogna organizzarsi in questo periodo di magra. Filippo Nardi, è lui, no, perché c'era il promo, ma bisognava dire che è anche in diretta. Ma che bella voce che ha quel tipo del... Ha visto che bella voce che non so cosa hanno fatto col plugin, ma è uscito questa voce. Ciao, sono Filippo Nardi. Molto radiofonica, proprio come i bei tempi della radio che fu. Allora, io non voglio rubare i tuoi ascoltatori, però invito tutti di almeno rimanere sintonizzati almeno mezz'oretta, perché io ho un bisogno urgente di voi che mi chiamate da casa. La diretta è bellissima, le chiamate in diretta sono adoro, insultatemi, ditemi quello che volete, mandatemi una pizza, cioè, perché abbiamo fame.
qua. Sentimi, adesso però mi Sì. devi spiegare un paio di cosette. Certo. Italo-inglese, Sì. vabbè, la trasmissione London Calling, chi non conosci Clash, parliamo di esatto. musica e libertà, tra l'altro ho visto che Rocchettaro. più o meno, Sì. anche dal profondo del cuore, ho visto che è una playlist, posso dirlo, della Madonna, posso dirlo anche No, se penso di sì. vabbè, comunque una grande playlist. Speriamo che è in ascolto lei. Ecco, perché probabilmente poi sì, è ha dei mezzi un'ascoltatrice di potenti, più, esatto. Ma dunque italo-inglese perché? Dai, Ecco, beh, mia mamma nata in Inghilterra, figlia di 2 immigrati dell'est Europa che sono scappate dai tedeschi, però si sente molto inglese. Lei è nata e cresciuta in centro di Londra. Lei dice: io sono inglese, anche perché è grata di questo paese un po' particolare, che è quell'isola che è l'Inghilterra, che ha dato rifugio a tante persone dopo la seconda guerra mondiale. Dopodiché lei ha studiato arte all'Accademia a Firenze, dove ha conosciuto mio papà, che è il classico fiorentino, cioè che è bello solo Firenze, la lingua è nata lì, cioè, tutto il cognome è proprio fiorentinissimo, sì, Nardi, ma veramente proprio... Nardi arriva da un po' più vicino a Siena. Sempre toscano, ma non facciamo il campanilismo in Toscana, non ne usciamo vivi. Assolutamente no, la Toscana io ritengo una regione meravigliosa da visitare. Ma va? Che io la conosco, non ho detto da vivere, da visitare. E niente, quindi io sono italiano, sono nato in Inghilterra, sono cresciuto, formazione, scuola, tutte le mie prime esperienze lavorative a Londra, proprio in pieno centro, e poi un bel giorno nel 96 ho detto: prendo la moto, vado a trovare i miei cugini in Maremma. 2 giorni dopo ero in Maremma e non sono più tornato indietro. E sei rimasto giù con la moto? La moto l'hai lasciata lì? La moto l'ho venduta. Ma no, Sì. che rocchettaro sei, scusa. Era bella anche quello, mi ci fa pensare. Adesso sono esattamente metà della mia vita passata in Inghilterra e metà della mia vita in Italia. Allora, quindi ne approfitto per la prima domanda. Qui siamo a lingue e dialetti, visto che ne abbiamo anche un po' parlato. Che idee si ha in quel dell'oltremanica sulla varietà linguistica in Italia, dove ci sono 32 lingue non riconosciute? No, ma infatti io adoro io sono un orecchio musicale che adoro sentire i dialetti. Non solo in Inghilterra, ma credo nel resto del mondo, il Made in Italy ha un suo perché. Perché comunque purtroppo cioè l'Italia è considerata un posto per andare in vacanza, mangiare bene, la gente bella e ben vestita. Scusa, che vuoi di più? È la Ferrari. Esatto. Vabbè, cioè, cosa vuoi di più? Magari essere pagato in orario, magari non dopo 90 non finiamo giorni. più, facciamo il notturno fino per 2 mesi a chiederci cosa vogliamo di più. La realtà di questo meraviglioso paese che io adoro, che rimango qui per scelta, e ci sono dei paradossi e delle cose molto confusionali per chi viene da un altro paese. Poi chi invece ha vissuto all'estero, un italiano che è andato all'estero, ho girato un po' l'Europa, capisce quando torna a casa: ma come mai loro per fare una cosa che ci mettono 3 mesi qua, lì lo fanno in 10 minuti? E si fanno queste domande. Quindi il mio programma London Calling, ogni settimana prendiamo un argomento di questo genere e andiamo a fondo a capire ma perché. L'argomento di questa sera? Faccio un anticipo. Sì, dai, sto qui a fare il promo. È una non cosa me lo dici. che io ho molto a cuore, perché girando molto in macchina è il mistero del posto di controllo. Che quando ti fermano ti senti automaticamente sbagliato, che hai fatto qualcosa di male, e che quando chiedi che controllo è, loro ti rispondono un controllo. Se tu rispondi di che cosa, loro rispondono un controllo. Quindi non arrivi mai a capire esattamente cosa stanno incontrando. Più insisti, più loro si irritano e più ti controllano. Tassativamente trovano qualcosa per farti la multa. Eccoci. Quindi parliamo di questo questa sera. In Inghilterra i posti di controllo non ci sono. Non ci sono proprio. In assolutamente. Effetti, guarda, ci sono stato una volta, però non ho visto un poliziotto. No, a parte quelli che girano per strada, che sono a servizio del cittadino. I bobby a Londra, i bobby, esatto. Sono tipo attrezzatissimi, però sono lì per dimostrare che loro sono al servizio del cittadino. Quindi a quel punto il cittadino non si sente in colpa ed è anche più disponibile a dare informazioni, a non vederle come una forza. Qui siamo una forza dell'ordine, e lì invece in Inghilterra sono tipo a disposizione dell'ordine. Un pochettino diverso, insomma. Quindi va bene, London Calling, dunque che mi dici? Sì, no, ma stai tranquillo, che qui siamo liberi. Guarda che quando si parla di musica, questa trasmissione miracolosamente si apre e cambia quasi titolo: musica e libertà. Sì, lo so, io adoro questo fatto che io ritengo la radio sia il mezzo di comunicazione più puro che ci sia, sono d'accordo e il fatto che
qui non ci sono vincoli per quello che se ti va di suonare una cosa, suonare un'altra, fantastico. Sono perfettamente d'accordo con te. E il direttore mi ha chiamato stamattina, che ero in bagno a lavarmi i denti, tra l'altro, per fare il lancio per stasera, e sottofondo c'era jazz, ma alle 9 di mattina a sentire jazz. Cioè, Ma magari non ha finito della sera prima di ascoltarlo, perché Giulio poi lo conosciamo, che è un amante di questo. Certo, ma l'idea di sentire jazz alle 9 di mattina mentre va a lavorare, non uno che ti urla giù per le altre radio. Molto British. Molto British, less is more. Less is more. more, sì. no? Poi c'erano anche i Pink Floyd con il British Way, no? Sì. Esatto, quella Us and Them, ci siamo. Sì, che tra l'altro la strana cosa è che io di sangue inglese non ce l'ho, però uno che nasce lì, comunque al momento che mette un piede all'estero, capisci che dell'inglesismo, cioè di qualcosa in Inghilterra che non ci sia da nessun'altra parte del mondo, che tuttora è difficile a dire qual è. Come in Italia, l'italianità. Cioè, mettere una bottiglia a venderla a qualcuno, cioè non il vino, intanto tipo una cosa dell'Italia che affascina tutto il mondo, la Ferrari, il calcio, la pizza, gli spaghetti, tutte queste cose qui che per noi le prendiamo come cose normali. E poi sono anche le Italie, no? Perché ho appena letto Certo. Dori Ghezzi ricordava di Fabrizio André come ricordasse la tanta differenza dei popoli d'Italia, no? Certo. Quindi è questo che poi ti affascina, quanto sembra. A me dispiace solo che quando chiedi a una persona, che io ho visitato tutta l'Italia e sono molto grato di aver visto l'intera cioè forse Imperia è l'unico posto dove non ho visitato, ma ci sono passato in autostrada, che tanti, non dico tutti, hanno questo atteggiamento contrario alle loro radici. Qui fa schifo, o in Veneto, che io adoro la cantilena veneta, bellissima, che fa schifo, questo fa schifo, tutto fa schifo. Si chiama autorazzismo, è una brutta Ma perché cosa. c'è? Me lo sto chiedendo da 24 anni, perché ce l'abbiamo. Allora, se mi rispondi perfetto. tu che vieni da oltre Manica, magari abbiamo trovato il grano. Non lo so, perché questa specie di anti-radici che poi tutti diventano automaticamente, miracolosamente nazionalisti quando c'è una partita di calcio, stranamente. Però si dice che meraviglia il Veneto organizzato, tutti i gran lavoratori con dei valori. No, fa schifo. Allora, scusami, vai un attimo in una zona senza fare nomi, dove non c'è lavoro, magari e poi torni a piedi in Veneto, per dire, no? Come ogni regione ha una parte bella e una parte brutta, però il paradiso in terra non c'è. Non c'è. Anche io ritengo che se l'Italia fosse gestito come dovrebbe essere, sarebbe da mettere un bellissimo recinto intorno e far pagare un biglietto d'ingresso. Solo per entrarci? Solo per entrare, perché c'è tutto qua. C'è tutto, perché chiunque che venga da qualsiasi parte del mondo, non c'è una cosa che non ti interessa in Italia. Sai una cosa che io notavo? Si va in Inghilterra, ci sono 4 sassi, ma sono veramente 4 sassi, c'è una leggenda, ci sono le illuminazioni. Stonehenge, intendi? No, Stonehenge non sono 4 sassi. Quanti sassi? Sono un po' di più, ma Stonehenge è il luogo della mia anima. Abbiamo un druido. Bravo, vedi cosa ho al collo qua, il Triskel da sempre. Ma io non capisco queste cose, non ho neanche visto Signori Anelli. Quindi poi ti prende in parola. Credimi, no, Stonehenge è il luogo dell'anima, assolutamente, ma non parlavo di quello, ma ci sono veramente dei posti dove sono 4 sassi, veramente 4 sassi valorizzati, però valorizzati. Certo. Invece abbiamo il mondo. Ma guarda gli americani, che è una nazione giovanissima, ma su niente hanno creato un'industria, hanno creato un'identità, sul jeans, sull'hamburger, sul cinema, su questi iconi, James Dean, Marilyn Monroe, cioè che in quanti anni? 300? L'America quanto esiste per 300-400 sì, anni? più o meno. Cioè niente. Hanno inventato tutto, anche un po' copiando, diciamo. Sì, però valorizzando. Valorizzando assolutamente. Valorizzando. Filippo Nardi, ti chiedo un'ultima cosa, visto che tu sei un cultore di musica, mi hai detto che quanti vinili sei arrivato ad avere? 26.000. A questo punto abbiamo parlato anche tipo il classico inglese audiofilo, che un cavo suona meglio di un altro, cioè probabilmente per me quei tempi sono finiti. Io ho tutto qui e c'è la musica che io ascolto con qualsiasi mezzo. Ecco, e che musica ti piace non soltanto ascoltare ma proporre, visto che farai una scaletta, avrai una scaletta musicale, te lo devo chiedere, dai, se no che promo è. Io proporrò i miei preferiti, quindi c'è un po' di tutto. Cioè, non posso dire che è il mio preferito, cioè posso dirlo, sono cresciuto con Bowie, con The Smiths, con Susie and the Banshees, c'è anche la maglietta che lo dice. L'altra volta avevo dei Joy Division, che comunque ho avuto la fortuna di nascere in una città che a 360 gradi c'è una disponibilità di tutto sempre, con una libertà di tutto sempre, e un livello di creatività e di valorizzazione, si dice? Degli artisti.
Sì. Cioè qui uno dice io faccio il cantante, ti rispondo ma di lavoro cosa fai? Ma è classico. cioè nel paese con così tante bellezze, tantissime beni culturali, che l'artista o il creativo, il sognatore non sia valorizzato. A me dispiace tanto, cioè mi dispiace tanto. Vengono in ufficio da me ragazzi che studiano canto tutta la loro vita e non trovano un lavoro perché il cantante non è considerato un lavoro. Guarda, lo dici a me, sfondi porte aperte, perché questo discorso lo faccio da quando sono nato. Quindi... Stranamente in Inghilterra io guardo la società, una società ben strutturata come l'Inghilterra, con delle regole, col senso civico, con un ordine particolare. È normale che c'è sempre una risposta della creatività, cioè è la risposta a essere costretti, no? Sì, perché c'è una reazione. Guarda, no? i vestiti, certo. I vestiti, tutti vestiti in giacca e cravatta. Fumo di Londra, tipo gessato, e poi è nato il punk, esatto. Che era tutto strappato, che la stessa giacca rovesciata e strappato. Che ci sia questo la fortuna che ho avuto di vivere in questo posto, ma ha fatto sì che non escludo, non includo niente. Cioè a me piace qualsiasi cosa che mi tocchi in qualche modo, che sia di qualità. Guarda, io ho sempre vissuto qua, ma la penso anch'io con te, per cui guarda. Allora nel mio playlist guardavo un pezzo di Smith, tanto c'era Chopin. Quindi l'importante è la che musica è musica, venga dall'anima, no? Certo. Che si diriga verso le anime. Certo. Filippo Nardi, allora io ti ringrazio di essere stato qua. Sono qua dalle 4 del pomeriggio e sarei qui fino alle mezzanotte, poi faccio le pulizie, chiudo. Sì, e poi domani mattina sei di nuovo qua ad aprire. Poi devo pulire il giardino fuori anche. Giusto. Da mangiare ai gatti. Anche al regista devo dare da mangiare, devo cambiare perché si deve lavare. Lo lavi tu, vai a lavare la schiena. Fuori abbiamo una postazione con secche. Okay. Giulio Cesare Carnelli, penso che starai tranquillo, guarda, benissimo. Allora, senti, io ti faccio tanti in bocca al lupo per l'inizio di questa... Sì, adesso si dice viva. Adesso sì, perché siamo diventati animalisti. Perché non mi dire che non è politically correct dire che non è vero. No, si dice viva. Impazziti. Si dice viva il lupo. Cioè si cambia una frase che fa parte di una cultura perché qualcuno dice che non è animalista. Si fa. Siamo in Italia qua, siamo No, questa è una cosa che hanno inventato gli americani. No, appunto. Non so a Londra se... No, Londra è politically correct. È diventato molto così, infatti bisogna stare molto attento. Poi gli inglesi famosi per questa ironia, questo senso umorismo, è stato tutto come se avessero abbassato il volume, che è un peccato. Sì, perché c'era veramente sono nati Monty Python, sono nato Mr. Bean. Ti posso dire una cosa che è un concetto un po', scusate, tanto mangio il mio programma, quindi possiamo andare. Non è che spesso mi è un piacere fare due chiacchiere con te. Allora, io ho sempre ritenuto che se una persona che si offende a distanza, che non è davanti a me, quindi non ho la percezione di essere offeso, non capisce la differenza fra le cose dette in rabbia per ferire e le cose dette per strappare una risata, io non mi ritengo responsabile per i suoi sentimenti. Bravissimo. Guarda, abbiamo trovato la quadra finalmente. Ma questo ci ho pensato. Sì, ma quindi ascoltate assolutamente Filippo Nardi questa sera con London Calling, molto meno profondo di questo non lo so, poi magari sai, perché i programmi notturni ne ho fatto uno, me lo ricorderò per tutta la vita, alle 4:30, forse c'eri proprio tu Giulio in diretta con me quando alle 4:30 c'era il panettiere che alzava la serranda e telefonava, e un'ora prima c'era l'ubriaco a letto che parlava da ubriaco, però fantastico, piano per non farsi sentire dalla moglie. Ma te vai a casa dopo, sì? Sì. Allora dopo ascolta, se ti va, se non hai meglio da fare, poi ci chiami, dici verso le 10:30, fate cagare, e io mi dice che devo fingermi ubriaco, devo tirare su una tapparella, io voglio che ti presenti come te e dici guarda ragazzi, è molto bello questo programma. Filippo, allora di nuovo in bocca al lupo, ci risentiremo. Viva, grazie di essere stato. Viva il lupo. No, io non politically correct mi hai rotto il cazzo. Allora, crepi il lupo sotto tipo una trattoria a cingoli, va bene? Sotto il rullo compressore. Sì, più retromarcia. Okay. Benissimo, London Calling, ricordiamo anche i Clash, così ricordiamo anche la grande musica inglese, ricordiamo Lombard Street, perché ce n'è una anche a Londra, di Lombard Street. Ah sì? Sì. Lombard Street ce ne sono due, una a San Francisco e l'altra a London. Come l'hai pronuncia? Questo è un esperto di No, pronuncia un cavolo, io sapevo un tempo parlare. Come si chiama? Lombard Street. Lombard Street. L-O-L-U. No, Lombard proprio scritto con la L-O. Lombard Street. Non so dov'è, perché io conosco il centro. È nella City. Ah, no. Perché erano i grandi banchieri lombardi che... Lombard. Lombard Street. Lombard con la D.
Sì. No, ma mica mia mamma si chiama Lombard di cognome. Basta, allora abbiamo... excuse me for my pronunciation, It's okay. very bad. It's okay, but I'll teach you. Just listen. Just be open to learning. There we go. Ecco, facciamo un bel corso di inglese. Anche un corso di nuoto. In radio, fantastico. Il corso di nuoto in radio sarebbe spettacolare, con la vasca qua dietro, che noi col costume, con le righe, con la cuffia. Beh, già blu ce l'abbiamo, no? Sì, è terrificante. Prossima volta io voglio far venire uno e Qui si decorare. può fare un acquario. Sì, adesso devo studiare le luci. Giulia mi caccia dopo 2 puntate. Filippo, basta. Poi allaghi lo studio, facciamo così. Grazie ancora, ci sentiremo, ci ritroveremo assolutamente. Aspetta, io vado via. Sì, a rotelle, naturalmente. Eccolo, qui stai remando perché siamo nell'acquario. Guardatelo, per chi lo può vedere, Filippo Nardi se ne sta andando a remi. Eccolo qua. Benissimo, allora io con lui, io in quanto speaker di Radio RPL do l'appuntamento alle ore 20:30 e vi farà compagnia, e avete capito che sarà una trasmissione molto simpatica, molto anche intelligente, perché è l'intelligenza dell'ironia o l'ironia dell'intelligenza, questo poi magari sarebbe un altro quesito e magari potremmo parlarne io e lui delle ore, abbiamo capito, quindi ascoltatelo assolutamente. E poi la cosa bella, e qui giustamente tiriamocela un po', è la seconda volta che lo dico questa sera, questa espressione gergale in francese, perché ricominciare a fare i notturni live, i notturni in diretta, guardate che è un'esperienza veramente di quelle che fanno tanto radio, come guarda qua il direttore, abbiamo il direttore, vieni qua, dai, abbiamo Giulio Cainarca, ma dico per una volta per una volta che io ho l'onore di averti qui, dico, poi se non ti faccio venire al tuo microfono. Beh, vabbè, sì, va bene. L'unica cosa è che sono un po' rimbambito perché sono in giro dalla mattina presto, allora non garantisco per la tenuta mentale. Ma in effetti tu si alzi presto, perché si presto giustamente. Sì. È raro vederti a quest'ora, però è anche un grosso piacere ogni tanto fare anche due chiacchiere. Ogni tanto ci incontriamo anche, sì, in effetti il problema appunto per noi è che abbiamo orari talmente differenti. Ci si scambia. Siamo in catena qua, uno dopo l'altro, no? Esattamente. Bellissima la cosa, stavo dicendo, da parte tu sei direttore di una radio, se non lo sai tu che il notturno in radio è la radio. Sì, per eccellenza. Esatto. E adesso vediamo di ampliare. Quest'anno dobbiamo fare il grande botto. Per i 25 anni. Esatto. Abbiamo 25 anni quest'anno. Porca miseria. Quindi non soltanto lingue dialetti, nel 22, ma anche nel prossimo, nel 22. E io se penso nel 2022 facciamo 25 anni. Cosa stai pensando? Niente. Improvviseremo per una cosa. No, il 2022 deve essere l'anno della svolta. Dobbiamo fare il botto. Faremo un botto. Un botto incredibile. Non un botto nel senso che andiamo a gambe all'aria. Ma non in quel senso. Facciamo l'esplosione. Va bene. Poi quest'anno, il 2022, si scoprirà che i mezzi tradizionali non sono poi così deprecabili. Anzi. Secondo me, io lo dico pro domo mea, nostra anzi. Guarda, io faccio radio da quando avevo 16 anni, poi ho avuto la grandissima fortuna di venire qua e di farla da qui, da 25 anni anch'io, quindi insomma, e posso dire che la radio non tramonterà mai, giusto? No, sono d'accordo, ma poi soprattutto in questo periodo secondo me si ritorna un po' a valorizzare quello che ti permette di pensare un po' di più, secondo me. C'era sempre la vecchia canzone di Finardi, Tutte le cazzate da social hanno un po' rotto. Basta. O no? Che se la radio è libera, è libera veramente. Infatti, ma hanno un'altra funzione, però io non disprezzo niente, però secondo me c'è domanda. E c'è anche... Io notavo la domanda di talk radio che c'era già ai suoi tempi, e poi la possibilità di una radio come questa che è aperta comunque alle telefonate. Quindi siamo stati social prima dei social, di fatto. No? Sì, infatti. E spero che lo saremo anche dopo, tra virgolette. Dopo, nel senso, non che i social debbano scomparire, che non credo proprio, anzi. No, assolutamente, però diciamo che la funzione che si è data anche politica, diciamo, ai social, secondo me è destinata a sgonfiarsi, per un motivo molto semplice, perché non sono cosa tua. Cioè tu sei a casa di qualcun altro e il qualcun altro comanda. E quando vuole chiudere, chiude benissimo, ti banna, ti toglie il profilo, eccetera, eccetera, eccetera. Qui si può bannare un ascoltatore? No. No, ma soprattutto non ti possono bannare a te che vuoi dire qualcosa, se è casa tua. Guarda, io sono veramente contento di sentirti dire queste cose, perché sono cose che io penso, ho sempre pensato.
do atto che comunque anche i direttori che ti hanno preceduto, non c'è mai stata una volta che io abbia detto un qualche cosa per cui sono stato chiamato ma cosa cacchio hai detto? No, io che la libertà che ho trovato qui dentro non l'ho trovata mai nessuna volta. Quindi penso che tutti gli, vale anche per me. Gli speaker, anche il direttore pure ha questa libertà estrema, e cosa vogliamo di più? Vale anche per me fin dall'inizio del percorso, se penso a 25 anni fa. Quindi sai che io ti questo non è ricordo poco. 25 anni fa quando venivi con le bretelle, avevi la tua 2 cavalli Charleston. La Charleston, ce l'hai vero? ancora? No, purtroppo, porca miseria, mi si è schiantata malamente. Ma sai che adesso costa sarebbe stato un affarone, cioè, a parte che non l'avrei ceduta mai e poi mai. Ci credo. Però insomma ci avevo fatto 300 e passa mila chilometri, salendo sull'Olimpo anche, proprio fisicamente, non per metafora, fisicamente sull'Olimpo in Grecia. E ormai era diventata divina quella macchina. Dagli Champs-Élysées all'Olimpo. Grandissimo. Senti Giulio, allora io più che dire si usa. Senti, ne approfitto per ringraziarti Giovanni, perché questa trasmissione veramente si identifica per certi versi proprio anche con la storia della radio, quindi mi stai facendo diventare rosso. No, la verità. Grazie Giovanni, grazie mille. Grazie direttore, grazie ancora. E dopo siffatti i complimenti, io che posso dire che Giulio Cesare Carnelli mi richiama alla realtà, perché mi dice che ho un minuto giusto per chiudere, per cui Lingue e Dialetti, avete ascoltato oggi, è andato in onda in una maniera molto in senso buono anarchica. A me piace anche la trasmissione inventarla così come si riesce. Io sono vedo Her Majesty the Queen, vedo Sua Maestà Regina Elisabetta, che evidentemente è arrivata con Filippo Nardi. Va bene, mi viene da canticchiare Her Majesty is the prettiest nice girl, finisce con One Day I Make Her Mine, una roba del genere, però era dei Beatles, per cui avrò storpiato la pronuncia e tutto quanto, ma i Beatles restano i Beatles. Non so se Filippo Nardi li ha inclusi in scaletta, perché lui è molto hatey, dice sì e no, però insomma tutto deriva da lì. Allora Lingue e Dialetti vi dà appuntamento a venerdì prossimo, grazie comunque anche a Lia Moretti, che ricorderò sempre. Ricordiamo Davide Van der Sfroos, andatevi a prendere Mother Folk, che è il nuovo lavoro, assolutamente, ma ci ritorneremo, perché non passa soltanto così in 5 minuti en passant Davide Van der Sfroos, che qui è sempre stato di casa. Juan Polli vi saluta, per cui buonasera, buon proseguimento con il notturno London Calling, ricordatevelo. Arvezze e Allegher da Juan Polli. Avete